Allora, ieri sera è arrivato un comunicatone da parte dell'amministrazione che trasporto pubblico locale dal 1° gennaio si parte con Arriva Veneto. È una cosa che ci fa molto piacere, vi leggo alcuni passaggi. Allora, dal 1° gennaio 2025, quindi a brevissimo, cessa il rapporto di servizio con ACTV UM e il trasporto pubblico locale del Comune di Chioggia sarà effettuato dall'operatore Arriva Veneto. Rispetto all'attuale servizio e la proposta di Arriva Veneto sono state arricchite anche con i suggerimenti dei cittadini, delle associazioni, delle organizzazioni sindacali, dopo momenti di confronto organizzati dall'amministrazione comunale. E ovviamente bravissima la Maria Rosa Bosco-Locchio, tra poco anche ci saranno i festeggiamenti, abbiamo anche la festa fra poco. Sì, insomma, ci sono tutta un'altra serie di aspetti. C'è un altro passaggio del sindaco Mauro Ormelau, sindaco di Chioggia: finalmente si parte con un nuovo servizio di trasporto pubblico locale a Chioggia che rispetto a oggi vedrà ripristinate delle linee importanti come la 6 e la 7. Verrà introdotta una nuova idea di TPL con servizi a chiamata, cosa che avviene in altri comuni del Veneto e che sta avvenendo con successo, sta avendo successo. Ma sì, poi dice fine agli studenti che rimanevano per strada, ringrazia l'assessore Angelo Mancini, gli uffici tecnici, eccetera, eccetera, eccetera. Poi ci sono tutta una serie diciamo, di indicazioni che vi trovate nel testo senza che ve li ripeto. Ecco, allora ovviamente ci fa molto piacere, voi sapete che personalmente ero incazzatissimo nel vedere anziani abbandonati alle fermate del Corriere. Mi chiedo a cosa sono serviti quei oltre 100.000 euro che hanno speso un anno fa l'amministrazione comunale. Forse vi metto il link in descrizione quando ho fermato il sindaco che diceva che sapeva per confutare i bilanci di ACTV e AUM. Chissà perché hanno speso quei soldi, però magari un giorno lo verremo a sapere. E di Arriva Veneto abbiamo fiducia, io personalmente vedo che è una società seria che cerca di fare il servizio nel migliore dei modi. Ho un po' di dubbi sui servizi a chiamata perché dipende un po' quali situazioni ci sono, perché onestamente ho dubbi che alcune frazioni a un certo punto può succedere una mattina che invece di 10 persone siano 20 e che semplicemente con la chiamata si possa sopperire, però lo dico assolutamente senza nessuna critica, speriamo che si possa fare. È vero che in alcune linee a volte le corriere nel comunicato c'è scritto non possiamo permetterci corriere vuote, giustissimo, perché effettivamente in certe situazioni c'erano pochissime persone, però è vero anche che in tantissime situazioni le corriere erano piene e tante volte purtroppo gli utenti, quelli che hanno più disagio, perché chi ha la macchina non ha questi problemi, ma chi la macchina non ce l'ha e magari doveva andare alla visita medica e non c'erano neanche le corriere, speriamo che diventi un vecchio ricordo. Staremo a vedere. Auguri sinceri a Arriva Veneto e vedremo se questi assessori hanno lavorato così bene per trovare la quadra. Onestamente qualche dubbio ce l'abbiamo, però speriamo il bene. Dragster Italjet, motori ad alta prestazione 125, 200 e 300 cc, telaio fuori dagli schemi con un carattere unico, una guida emozionante, fari full LED, un urban superbike di cui ti innamorerai. Vieni a vederlo da SD Auto, Chioggia, Viale Stazione 36.